Hello, Elon Musk! Hello, Musk! Come andiamo? How we go? Hi dear, go caro! Ti detto come va con Tesla? Se tu riesci a sistemare il software vuoi ancora sbattere senza volerlo? Ah, go caro, te che sistema. Hi dear, go caro, puito clean. Attention! No, ho letto questa intervista che ti dici che l'intelligenza artificiale è pericolosa, che tra poco che ne sa più degli uomini, che è fuori controllo, e c'ha i dati della privacy, privacy invasion. Ti ho detto che potrebbe fare anche male all'umanità, cioè, ma proprio ti lo dici. Hai capito? È strano, è come che Giovanni Rana mi dicesse che fa mai i tortellini, mi non capisco, che John Frog not eat tortellins. No, per carità, mi fido di te, mi fido ai dog, ma infatti l'hanno chiusa sta chat GPT in Italia, te che ascoltate, listen to you. Ma invece cosa dice il tuo rivale, quello di Microsoft, Guglielmo Gabbiete, Bill Gates? Sì. Ah, usa favorevole, dice che porta benefici all'umanità, ma guarda, non capisco. Però se posso dirti a mia no, mi pare così intelligente e avevo scaricato sul telefonino questa intelligenza, I don't know intelligence sul smartphone, ma anche con tanta barzetta non neanche capire, she don't understand the channel humorism. Che racconta questa, sai perché i ragazzini di 12 anni non hanno la barba? Perché i tosati, che tu capia? Tosati che sarebbero rasati, ma se anche ragazzini tosati. No, anche dici che l'intelligenza artificiale non capisce il Veneto. E ora tanto intelligente non è tesoro che manca le basi, andiamo. Ogni modo, hello, mi posso anche farne a meno, sai? Non mi serve l'intelligenza artificiale. Perché se pensa di essere più intelligente di me, con conto e barzette non ride e quando che guida ogni tanto per sbaglio sbatte senza volerlo, a cosa mi muoiere casa. Allo Musk!